Difficile che una partita di calcio della categoria giovanissimi tra i ragazzini della Milanese e quelli della Treporti finisca alla ribalta nazionale. Al campo della Gazzera di Mestre ci sono riusciti. Principalmente il merito va da una ventina di genitori della Treporti che, secondo quanto si è appreso, si sono infaticabilmente dedicati a prendere di mira l'arbitro, la 22enne Giulia Nicastro della sezione di Venezia, pressoché per tutta la durata dell'incontro. Insulti continui, sessisti, pesantissimi, come il pressante riferimento al mestiere più antico del mondo, che hanno contagiato anche i ragazzini in campo. In un clima da tutto è concesso, un 14enne si è persino abbassato i pantaloncini davanti alla ragazza, un gesto di sfida che sarebbe stato accompagnato anche da riferimenti espliciti che hanno avuto l'inevitabile effetto dell'espulsione in un clima lontanissimo da quello che si dovrebbe respirare in occasioni del genere. Al di là poi delle scuse ufficiali o ufficiose, dei provvedimenti interni alla società o da parte del giudice sportivo e della Federcalcio, resta un episodio che purtroppo non è isolato neanche in Veneto e, come ha commentato un dirigente sportivo, con i ragazzi è nostro dovere intervenire, con i genitori possiamo fare poco.